Quando si vuole cancellare un posto come questo, si vuole cancellare la storia operaia di questa città. E noi pensiamo che quando si comincia a cancellare la storia vuol dire che si vogliono rendere invisibili le lavoratrici e i lavoratori. Siamo qui per dire che noi non siamo invisibili e che la nostra battaglia continua. L'occupazione del capannone del petrolchimico di Porto Marghera è arrivata al 7° giorno. Oggi c'è stata la visita del segretario generale nazionale della FIOM CGIL Michele De Palma. Durante queste giornate la struttura è diventata un luogo di incontro e di confronto tra varie categorie di lavoratori. In questo momento lavoratrici e lavoratori stanno perdendo potere d'acquisto e quindi c'è il tema dei salari nel nostro paese. Per essere un paese competitivo bisogna investire sul lavoro. Investire sul lavoro significa innanzitutto proteggere il potere d'acquisto dei lavoratori. Abbiamo bisogno come secondo elemento di stabilizzare i rapporti di lavoro per lavoratrici e lavoratori precari, per i giovani, perché c'è bisogno di avere una stabilità per rilanciare anche l'economia del paese. E poi c'è bisogno di investire sulla salute e sulla sicurezza delle persone. Al governo si chiede l'apertura di un tavolo nazionale che accompagni la transizione industriale salvaguardando i posti di lavoro. Accanto a De Palma anche il segretario regionale della FIOM Antonio Silvestri. E credo che abbiano ragione quando dicono che la chiusura del cracking, dell'attività del cracking, che fra l'altro riguarda 400 lavoratori tra metalmeccanici e chimici, e la vendita del capannone siano due facce della stessa medaglia, nel senso l'ENI cerca di chiudere il lavoro ma anche la storia e la memoria che questo luogo appunto rappresenta.